avete avuto un concerto stamattina. Dove l'avete fatto? In Piazza Primo Maggio, In Piazza no? Primo Maggio. Rispondo da solo. Com'è andato il concerto? È molto curiosa sta cosa, abbiamo parlato prima. Diciamo che il concerto è andato abbastanza bene fino a un certo punto. Cioè? Come mai? Nel senso che dopo circa un'oretta di concerto avevamo ancora 4-5 brani da fare. Sì. È arrivata la municipale. No, Molto bene. non ci credo che sia successa questa cosa a Udine. In bicicletta. In bicicletta, proprio una presa in giro proprio. C'è almeno la volante, Come nel ragazzi. film di almeno Terence Hill. Mandata a quanto pare dai professori dello Stellini che No, stavano no. facendo gli scrutini. Che stavano facendo l'ultimo giorno. Stavano facendo gli scrutini. scrutini e non volevano essere disturbati. Cioè, Dalla aspetta. musica jazz che è molto rumorosa poi. Voi ci state dicendo che i professori dello Stellini hanno mandato la municipale a bloccare il vostro concerto? Questo a quanto Queste pare. sono le voci che ci sono arrivate. Poi No, questa cosa è incredibile, signori. Allora, sono arrivati la municipale. Cosa vi hanno fatto? Vi hanno ammanettato, vi hanno multati. Ricordiamo municipale in bicicletta, mi sembra di aver capito. Sì, Cioè, le ovviamente. sirene in bicicletta, le Risparmio. grazielle, cos'è? Campanello. Ha col campanello al posto delle sirene, cioè quindi disastri. E semplicemente abbiamo dovuto smettere di suonare. Hanno fatto dei controlli, ma mi pare che fossimo A posto. tutto a norma. Mi ha chiesto la carta d'identità. Eravamo... Ah. Ma quindi in base a Non cosa vi eravamo hanno più smesso? soli. Cioè, Tra avete... l'altro eravamo per l'esattezza al bar Beethoven che ci ha caldamente ospitato e in un giorno abbiamo organizzato questo concerto. Eravate fuori. Grazie al bar Beethoven. Ringraziamo il bar Esatto, Beethoven. che ma- da grazie oggi cambierà Lara, nome. grazie. Non sarà più Beethoven, ma sarà... Municipale. Bar, Bar municipale. Bar municipale. No, non lo so, infatti. E allora, questa è una nota veramente triste, però. Cioè, nemmeno alle 11 di mattina. Ma quindi allora, tutta la scusa che non si può fare musica perché di notte la gente dorme. Anche Qui- di mattina sembrerebbe a sto punto. Voi avete svelato una falla del sistema. Perché sì, di notte si dorme, la mattina si fanno gli scrutini come tutti qua. Ma allora quando è l'orario? Quando è l'orario per fare Pomeriggio musica? Udine? no, pomeriggio no perché si dorme e si riposa. Quando è l'orario per fare musica a Udine? Noi ci lasciamo con questa domanda. Bravo, torneremo bravo. dopo a rispondere assieme ai nostri ospiti. A tra poco, Chiastrons Live Show. Cosa avete fatto dopo? Cosa abbiamo fatto? Eravamo lì, non sapevamo più cosa fare, avevamo un sacco di voglia di suonare, volevamo finire il concerto. Però cosa si poteva fare? Non volevamo mettere in difficoltà il bar Beethoven. Sì. Insomma, questa polizia municipale era molto ci dava molto timore, aggressiva con queste biciclette. No, vabbè, a parte gli scherzi abbiamo deciso di fare insomma una piccola protesta pacifica. Ci siamo messi su idea del qui presente Alessio davanti Sì. allo Stellini a cantare una bella canzone, perché crediamo che la lotta si faccia pacifica Certo. in questi casi, Certo. e ci siamo messi a cantare Amazing Grace. Tutti davanti? Sì, tutti alla davanti scuola. con il nostro insegnante appunto Glauco Venier. Ah, c'era anche lui? Sì, ci ha grande, portati grande. in prima fila, insomma, a darci la carica. Io vi immagino uniti mano nella mano creando un cordone che Sì. andava a bloccare tutto il traffico di Sì, Primo quella Maggio. musica di Caccia Ottobre Rosso anche, tipo, sai, sì. quelle musiche... Incatenati ai pali della luce. Come se delle fosse una proteste. grande giostra immensa che va avanti e sfonda le porte sonore. Glauco dell'Istituto Venier Stellini. davanti Noi- alla bandiera del conservatorio. Noi infatti ce la stavamo immaginando così.